Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati con noi, grazie della collaborazione dell'FNP CISL del Veneto, perché il tema che andremo ad affrontare, lo vedete nel titolo, è molto importante e richiede più e più sessioni, sedute per cercare di scardinare qualche cosa. Stiamo parlando di prevenire la violenza di genere, la violenza in generale, che può essere non soltanto fisica e con le massime espressioni dell'aberrazione, quindi con omicidi, femminicidi, ma anche di piccoli gesti, di modalità di relazionarsi, di linguaggio che viene perpetrata nell'arco di un lunghissimo periodo e che quindi crea anche una forma mentis, una mentalità, diventa una cultura anche nelle giovani generazioni. Coinvolte in questo sono trasversalmente le donne, dalle persone più giovani, e lo sappiamo, abbiamo tantissimi casi, fino alle donne più anziane, più in età. Ma cosa si può fare? Come si può intervenire per scardinare questi elementi e questa cultura? Passo dopo passo qualcosa l'FNP è riuscita ad incardinare e cerca di diffonderlo, divulgarlo, come anche altre entità, altre associazioni, altri che operano sul territorio. Qui con noi quest'oggi per approfondire questo tema abbiamo il piacere di avere Carla Campese, ben ritrovata, coordinatrice delle politiche di genere dell'FNP CISL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. E poi siamo collegati, ci fa grandemente piacere che ci dedichi del suo tempo, sappiamo che è sempre impegnatissima, la professoressa Anna Lorenzetti, che è del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo. Ben arrivata, professoressa. Ed è professoressa associata nel Dipartimento di Giurisprudenza, docente nei corsi di diritto costituzionale, diritto penitenziario, giustizia riparativa, analisi di genere e diritto antidiscriminatorio, violenza di genere, profili giuridici e psicosociali. Tra l'altro è componente dell'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme sulla violenza di genere e domestica del Ministero della Giustizia, coordinando il gruppo di lavoro sul linguaggio, che è una cosa molto molto importante. Con l'occasione io voglio anche ringraziare, perché avremo un paio di slide che ci indicheranno il numero delle chiamate da parte delle vittime di violenza al 1522 e anche un'altra analisi che è stata fatta, i ricercatori, il dottor Francesco Peron e il ricercatore Stefano Dalprà Caputo, per la rielaborazione dei dati di cui ci avvarremo. Allora, incominciamo subito con la questione. Perché ci tenete così tanto? Perché un fattore culturale questa volta, non si parla di altro ma di cultura, di mentalità. Ma noi ci teniamo perché siamo consapevoli che il 25 di novembre non basta per ricordare questo dramma. Va bene l'indignazione momentanea, vanno bene le manifestazioni, vanno bene le fiaccolate, e questo serve per dare l'attenzione a questi fatti, però pensiamo che è necessario tutto l'anno tenere alta l'attenzione su questo aspetto, che non risparmia neanche le donne più anziane, più mature, e che quasi sempre, lo vediamo anche dalle statistiche, sono vittime di partner o ex partner, quindi la violenza o i maltrattamenti avvengono nell'ambito familiare. Ecco. E come FNP durante tutto l'anno facciamo delle iniziative insieme anche con CISL sul territorio veneto, facendo convegni, invitando esperti e anche approfondendo anche con vari aspetti anche nell'ambito dell'arte, quindi con spettacoli teatrali, reading e via dicendo. Noi oggi però vorremmo appunto soffermarci sull'aspetto del linguaggio che siamo convinti veicoli il significato a seconda delle parole che si scelgono. A volte le parole sono importanti e che a volte tramandano e possono rappresentare scenari molto differenti nel bene e nel male. Assolutamente. Nel bene perché sappiamo che il linguaggio può essere da traino per conquiste di civiltà, per un'equità, per progredire nella nostra evoluzione. Nel male perché
può riperpetrare stereotipi e a volte anche nell'ambito della violenza rendere doppiamente vittima le donne che la subiscono. Professoressa, chiedo un po' il suo intervento adesso, perché abbiamo parlato appunto anche di linguaggio, in questo contesto attuale sociale, dove il linguaggio è ridotto ormai all'osso, c'è anche un impoverimento verbale tra l'altro, basta pensare alle modalità adesso di comunicazione, pesa ancora valore, hanno ancora valore le parole anche per le generazioni più giovani? Certe parole, ovvio. Ai noi hanno un valore, hanno spesso quel valore che prima la dottoressa Campese ricordava nei termini talvolta ai noi negativi per perpetrare e perpetuare delle forme di violenza, non soltanto nella forma che tipicamente noi riconduciamo alla violenza verbale, ma perché finiscono proprio nelle modalità di narrazione, di raccontare la violenza per normalizzarla, per, non so, attraverso tutte quelle descrizioni che spesso ci capita di leggere, non solo nella carta stampata, nei media, nei talk show, ma anche talvolta nelle sentenze che riconducono la violenza quale, diciamo così, esito, non so, di un conflitto, di un litigio, della gelosia. Lui l'amava e l'ha uccisa con un lungo abbraccio. Allora, diciamo, il fatto è correttamente narrato, cioè c'è stata una morte, c'è stato un omicidio, ma dire che è stata uccisa al termine di un lungo abbraccio e che lui l'amava, come dire, finisce per nascondere quanto l'amore debba essere considerato patologico se il suo esito è un omicidio, un femminicidio. E questo è un tema su cui noi ci stiamo tantissimo interrogando, sia sotto il profilo proprio accademico della ricerca scientifica, sia nell'ambito dell'osservatorio del Ministero a cui faceva riferimento, che non a caso ha voluto un gruppo di lavoro specifico sul linguaggio, proprio nella consapevolezza di come il nostro Paese non abbia in realtà bisogno di nuove normative, di, non so, inasprire le pene, inasprire la reazione, ma sia spesso più un problema di consapevolezza nell'interpretazione delle normative, in come poi le pronunce vengono scritte e dal lato, diciamo, della stampa, di chi fa comunicazione, anche di come queste vicende vengono trasmesse e veicolate, perché poi, vede dottoressa, tante volte le espressioni possono anche essere in sé corrette, non so come dire, il problema è quando tu le travasi in un testo giuridico, per cui non so, se fai riferimento al fatto che un uomo si sia sentito tradito e perciò abbia ucciso, può anche essere un virgolettato dell'interrogatorio, quindi è tecnicamente corretto, ma è chiaro che scritto così su un giornale come se fosse una parte della decisione di un giudice veicola quasi un'idea, non so come dire, assolutoria, giustificatoria, che finisce per legittimare quell'idea, non so come dire, quell'assetto quasi proprietario che spesso c'è dietro ad azioni violente. Stessa indicazione insomma, dell'amore, della gelosia, di termini che hanno a che fare un po' con un'idea molto romantica delle relazioni, anche quando sono relazioni basate sui soprusi, sulle prevaricazioni, sugli abusi, sulle violenze. Ma secondo lei, agendo sulla terminologia, sul linguaggio anche tra virgolette tecnico, perché viene effettuato anche viene riportato, relazionato, e quindi con una formazione adeguata, perché lei parla anche appunto di giornali, quindi di giornalisti e quindi di tutto un ambito della comunicazione, potrebbe essere già un passo in avanti per agire sulla cultura, quindi sulla forma mentis che c'è, che continua ad esserci, perché è incredibile, siamo nel 2025, continuiamo a parlare di questi temi, vuol dire che anche le giovani generazioni che sono nate 25 anni fa, che era il 2000, hanno assimilato una cultura di un certo genere, è giusto o no? Che nel 2000 sembrava ancora impossibile. Purtroppo è proprio così, ed è tristemente da notare come scorrano i decenni, ma si modificano soltanto le forme dell'atteggiarsi e la violenza. Ad esempio, non so, durante la pandemia
durante il lockdown, o le nuove tecnologie come hanno impattato proponendo delle modalità inedite, fino a poco fa impensabili, dell'esternazione della fenomenologia proprio della violenza, che è la stessa veramente da secoli, e però è veramente un tema inesausto. E io credo che lei proprio davvero colga nel segno quando fa riferimento più alla necessità di un cambiamento culturale, che solo con la formazione, e mi permetta, non lo dico per piaggeria, ma anche con l'attenzione che incontri come questo, che anche CISL, tanto dedicato a questi temi, contribuiscono a portare, proprio innalzando il livello di consapevolezza, perché è inutile che noi approviamo normative draconiane, reazioni repressive durissime, se poi effettivamente uno dice, non so, però era stato tradito, oppure pensava addirittura di essere stato tradito, oppure lei lo ha illuso con il suo comportamento. Quindi effettivamente, insomma, bisogna anche capirlo, perché il problema è proprio la consapevolezza, che però sdogana, proprio slatentizza un sentire comune. Su questo ci sono delle statistiche terribili, tremende, che insomma, eventuali interessati possono trovare sul sito dell'Istat, che danno proprio il polso della percezione sulla violenza. Alcuni atti non sono neppure percepiti come tali, cioè la violenza è percepita come tale solo quando supera una certa soglia. Ora è chiaro che noi parliamo di violenza di fronte ad una fenomenologia molto ampia, per cui va da violenza verbale al femminicidio, agli stupri di guerra, però certamente ci sono comportamenti, diciamo così, sentinella di una relazione di dominio, di potere, che dovrebbero indurre le vittime, o comunque il contesto relazionale della vittima, ad una attenzione, ad una consapevolezza, e che poi chiamano anche i giudici quando trattano di queste vicende, e quando scrivono le decisioni che di queste vicende trattano, in qualche modo, non so come dire, anche proprio ad avere cura della vittima, a prendersi cura della vittima, ad assumersi il ruolo anche di mediatore linguistico, perché quanto lei prima citava, molto spesso, vede, nelle sentenze vengono riportati stralci, pezzi di perizie, di CTU, di documenti tecnici redatti ad esempio da psicologi, da psichiatri. Ma se io dico che una persona è stata uccisa in preda ad una tempesta emotiva, perché quella espressione lì, o l'espressione di raptus, è un'espressione che clinicamente ha un significato, trasportata così brutalmente all'interno di una pronuncia e poi raccontata, come dire, inevitabilmente in questi termini anche dai media, l'effetto che produce veramente è devastante, cioè apre veramente una voragine. Io trovo che sia proprio certo. veramente, forse ancora più importante delle normative, proprio la consapevolezza proprio sulla necessità di innalzare il livello di cultura, che poi no, ma infatti adesso mi interrompo anche un attimo, perché voglio sentire anche la coordinatrice, perché lei ha detto tantissime cose, ha messo tanta carne al fuoco. Però non è così semplice, stiamo parlando di entità di un certo genere che scrivono, relazionano, riportano, come fare a scardinare questo meccanismo? Voi che poi siete anche un sindacato di pensionati, però siete un'esperienza sindacale nei luoghi di lavoro, sapete bene di che cosa si tratta? Sappiamo bene, soprattutto con le donne della nostra generazione, che sono state protagoniste negli ultimi decenni di grandi cambiamenti, di grandi proposte, sia all'interno del sindacato sia all'esterno. Quindi diceva bene la professoressa che in termini di leggi siamo, diciamo, a buon punto, è la sostanza poi che manca, e quindi a volte ho l'impressione, almeno io, ma l'ho condiviso anche con le altre donne, che un conto sia stato il percorso legislativo, un conto è poi ciò che è stato mantenuto e non rivoluzionato all'interno delle famiglie.
come se Infatti volevo proprio arrivare a questo, ecco, esatto. che all'esterno ci fossero delle norme, quindi, però dentro vale un altro codice, dentro le famiglie vale un altro codice, ed è questo che preoccupa, perché in effetti, se lo vediamo anche dalle statistiche, Infatti abbiamo dei dati anche, magari li facciamo anche vedere a ecco, video, che sono abbastanza inquietanti. inquietanti. Come diceva la professoressa, è bastata la pandemia con tutto il Ecco dramma qua, che... chiamata al 1522 di vittime in Esatto, Veneto. per far innalzare, lo si vede proprio nel 2020, che siamo passati da oltre 300, mi pare, a 700 chiamate in Veneto, perché la convivenza all'interno della famiglia ha messo in risalto, insomma, le problematiche ed ha inasprito la questione della violenza, ecco. Ecco, professoressa, all'interno delle famiglie, l'educazione quindi dei giovani, perché io facevo un po' il raffronto dicendo sono passati, ho tirato il 2000 perché per molti sembra ieri, in realtà nel 2000 sono nate una bella generazione di persone che adesso hanno 25 anni, sono operativi nel mondo del lavoro, 22, 23, 27, quello che è. E però, tra l'altro, sono autori in molti casi di violenza, sia a livello verbale che con le varie modalità che ormai tutti conosciamo, perché poi ci sono anche le vie mediatiche di vario genere, e hanno dei linguaggi estremamente pesanti e discriminatori, anche nei social, nel web, in tutte queste modalità. Eppure sono una generazione frutto di non persone anziane, ma donne giovani che non hanno fatto guerre sociali, ma sono vissuti in un contesto dove già erano state fatte le conquiste, le rivendicazioni. Perché è successo questo? Siamo tornati indietro? Allora, io ho l'impressione che è un po' come quando, non avendo davvero dovuto lottare per alcune conquiste, ciò che si ha si dia per scontato. E questo vale sia per quello che riguarda, ad esempio, la parità di genere, che oggi è considerata un tema quasi superato. Madonna, ancora ti occupi di queste cose. Oggi sembra che i temi debbano orientarsi in altra dimensione, per esempio, insomma, tutta la spinta alla neutralità del genere. È come se fosse in qualche modo percepita come una dimensione di minore urgenza, e questo abbassa anche le difese che le giovani hanno rispetto a quei fenomeni di microviolenza, di microaggressione, che rappresentano quel brodo di coltura su cui poi la violenza si slatentizza. Non so, il controllo dei telefoni. Io resto sempre sorpresa quando delle giovani ragazze dicono: no, ma perché lui ci tiene a me? Come ci tiene a te? Cioè, è una persona che sta abusando di un potere e che comunque ti sta entrando in una dimensione, quella del telefono, delle nostre comunicazioni. Devi percepirlo, nel senso, non so se mi sono spiegata, però sono comportamenti rispetto a cui la mia generazione, io sono degli anni 70, aveva comunque mantenuto quantomeno la percezione del disvalore. E oggi è come se si fosse molto normalizzato, anche, non so, pensate tutta la polemica che c'è stata rispetto alla musica trap, a tutto lo sdoganamento di termini che sono ritenuti normali, ma che sono portatori di misoginia, sessismo, discriminazione e in ultima analisi violenza. Penso anche a tutti quei giochi, non li voglio nominare per non fare pubblicità, però giochi veri e propri da tavola o giochi virtuali in cui lo scopo è abusare e violare donne, corpi femminili. E poi, non so come dire, la percezione della reazione non è di dire: "Ah no, aspetta, riflettiamo un attimo", è di dire: "Ah, perché voi siete ancora agganciati a un mondo che non c'è più, oggi è tutto normalizzato, non ci sono più queste questioni". No, le questioni ci sono e sono purtroppo sotto nuove modalità che ci chiamano sempre ad una rinnovata attenzione. Io non è che vedo tutto a tinte fosche, perché c'è anche insomma, un fenomeno che mi sembra di vedere di maggiore consapevolezza. Ad esempio, prima si citava la condizione delle donne della terza e quarta età. Beh, per esempio, mi sembra significativo che sempre più di recente non si stenti più a qualificare come femminicidi quelli che sono dei femminicidi, ma che prima venivano definiti omicidio o uccide l'anziana moglie. Addirittura
una volta si era parlato di un omicidio cosiddetto altruistico, cioè un uomo che generosamente ha ucciso la moglie molto anziana e malata. Grazie per la generosità. Ecco, me lo interrompo un secondo, professoressa. Lei che opera anche in ambito giuridico, è docente, insegna, insomma, ha a che fare con queste dinamiche. Ha mai provato a farle notare agli artefici, cioè agli autori di certe terminologie, a chi le usa anche in ambito istituzionale, oltre che ovviamente nell'ambito della sua docenza, ai ragazzi, per capire se capivano la portata della cosa? Allora, secondo me questo è un esercizio utilissimo che dobbiamo sempre tutti fare, a partire, non so, ad esempio dagli insulti, da come si utilizzano determinati insulti rivolti specificamente alle donne e che, diciamo così, hanno a che fare con l'asserita facilità dei costumi, con l'essere, diceva prima la dottoressa Campese, disinibite e che invece sono utilizzate come insulto e che al maschile invece sono persino intese come quasi come un complimento. Io mi verrebbe da dire che non faccio altro anche nelle sedi istituzionali e comunque mi sembra che ci sia quantomeno una presa di consapevolezza. Ora c'è una nuova commissione bicamerale sul femminicidio che sta tanto lavorando su questi temi. All'interno della magistratura, nel CSM, che è l'organo di autogoverno della magistratura, si sta facendo una sempre più attenta opera in tal senso, anche nella formazione dei magistrati con la scuola superiore. In generale mi sembra che comunque ci sia questa attività. Io cerco di essere, nel mio essere davvero un piccolo tassello di un mosaico molto complesso, un'attrice in questo senso, ma anche nella quotidianità, proprio nella quotidianità, e su questo chiamo un po' tutte e tutti ad una responsabilizzazione nei termini di consapevolezza all'uso del linguaggio, perché molto spesso la mia percezione è che anche chi usi un linguaggio accusante, violento, aggressivo, non abbia la totale percezione di ciò di cui sta parlando e che però è quello che poi nel medio periodo genera, comunque provoca, quantomeno diciamo così, mette le basi su cui poi la violenza si sviluppa. Certo, coordinatrice, da questo punto di vista, partecipare, essere attive, cercare di uscire dalla propria comfort zone e quindi mettersi, confrontarsi, esporsi, che è l'altra cosa importante, che al di là dell'esporsi magari nell'ambito di una discussione di coppia, dove questo avviene un tempo non avveniva, adesso avviene. C'è una certa dialettica. Esatto, però anche in contesti dell'ambito del sindacato stesso, certo, perché no? Perché queste dinamiche... Certo, è uno degli aspetti del nostro ruolo, nel senso che noi, soprattutto come pensionati, dobbiamo mettere in campo tutta una serie di lavoro di rete, no? Che noi chiamiamo negoziazione sociale, cioè gli incontri che periodicamente abbiamo negli enti locali, adesso probabilmente con l'evoluzione degli ambiti territoriali sociali cambieremo anche interlocutori e via dicendo, però su questo noi possiamo fare qualcosa. Sia per quanto riguarda le giovani generazioni, perché ci occupiamo anche di chi verrà dopo di noi, ma anche e soprattutto anche delle donne anziane che, come abbiamo visto, insomma, sono anche loro vittime. Possiamo allertare, per esempio, tutti quei soggetti che possono venire a contatto con le persone, perché parlo di gli assistenti domiciliari, i medici di base, perché a volte possono avere dei campanelli d'allarme e trovano l'anziana con delle lesioni, con delle ferite, dei comportamenti familiari che possono essere di innescare qualche dubbio. Ecco, questo è un lavoro che possiamo fare. Questo però non agisce, questa è una forma di tutela, ma non agisce sulla cultura. Mentre sulla cultura, vuol dire sulla forma menti, su cosa, come io penso, mi relaziono. Certo. A parte essere di esempio, e quindi sproniamo anche gli uomini ad essere di buon esempio, ecco, ne discutiamo tanto anche con gli uomini all'interno della nostra organizzazione, ma cerchiamo di fare delle iniziative intergenerazionali
dove si possa parlare anche di un'educazione relazionale verso il rispetto, perché anche in situazioni come l'abbandono, che spesso è causa di comportamenti esagerati, l'abbandono, la fine di una relazione, c'è bisogno di un'educazione, perché il dolore secondo me fa parte della vita relazionale, ci dobbiamo confrontare tutti, ma è la rabbia che deve essere controllata, cioè ci deve essere un'educazione dei sentimenti, perché la violenza è una scelta. Certo, però dietro la rabbia c'è molta fragilità. Forse anche segno di a volte debolezza che si manifesta aggredendo chi in realtà è poi fisicamente più debole, però il più debole è quello che aggredisce alla fin fine. Professoressa, qui è un discorso anche, diceva, intergenerazionale, direi anche interculturale, perché il fatto che adesso c'è una società multietnica, multireligiosa, che dovrebbe essere inclusiva, eccetera, però quando parliamo di cultura del rispetto della donna a volte fa un po' impressione vedere delle donne che sono costrette nella nostra società, nei nostri contesti civili, a coprirsi, a occultarsi, ad avere certi atteggiamenti che in realtà non sono tanto culturalmente voluti. Cosa ne pensa? Allora, intanto una precisazione normativa che mi sembra importante, proprio in ragione di una consapevolezza circa la accentuata fragilità delle donne migranti, la nostra legislazione aveva introdotto la possibilità, ma da tanti anni, di riconoscere il permesso di soggiorno, e molto spesso però sono strumenti di favore che molte donne straniere non conoscono perché magari sono poco integrate. Quello dell'integrazione e del multiculturalismo è un tema enorme che intreccia la violenza di genere e su cui però mi sembra molto spesso di percepire una sorta di, non so come dire, spesso anche di banalizzazione, di qualunquismo imperante, per cui siamo molto spesso più facilitati, più portati a riconoscere quelle forme che intendiamo come violenza perché sono di cultura altra, rispetto a quelle che invece popolano la nostra quotidianità occidentale. E questo è un problema anche di come dobbiamo diciamo intendere. Su questo sono state scritte delle pagine straordinariamente belle. Da una parte il femminismo, che ad esempio aveva contestato le politiche multiculturali perché si è ritenuto che l'accettazione delle culture altre come presupposto per l'integrazione fosse nemica delle donne, proprio per quanto ricordava lei poc'anzi. E però al tempo stesso non è che ci siano delle forme di integrazione e di accompagnamento alla percezione del disvalore di quelle condotte, c'è semmai una reazione spesso cieca, brutale, che però non è neanche quella amica delle donne. Quindi mancherebbe un percorso di formazione, per quello il discorso, una cosa un po' più avvolgente, di accompagnamento, come dice lei, culturale. In due parole, perché siamo al termine della trasmissione, le faccio fare la battuta di chiusura, prego professoressa. Allora, io intanto auspico proprio che si possa ancora parlare, si parli ancora sempre in modo maggiormente consapevole, attento e accurato di questi temi, per cui ancora vi ringrazio di questo invito e ringrazio FNP per l'attenta opera di divulgazione e cura che fa su temi che sono ancora bisognosi di un approfondimento. E vi ringrazio. Professoressa, la ringrazio tantissimo di averci supportato in questo approfondimento anche sul linguaggio, perché appunto non se ne parla molto. Il linguaggio è cultura, è una forma di mentalità, per cui bisogna assolutamente lavorare anche sulle singole parole che si utilizzano e sono importanti. Allora, ringraziamo la professoressa Anna Lorenzetti del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bergamo e dell'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme sulla violenza di genere del Ministero della Giustizia. Grazie di essere stata qui con noi. Grazie a Carla Campese, coordinatrice delle politiche di genere dell'FNP CISL del Veneto. Approfondiremo ancora queste tematiche, perché naturalmente non ci limitiamo solo a essere sottodata. E a voi telespettatori io lascio all'intervallo pubblicitario, poi torniamo insieme con un altro approfondimento, un'altra tematica e altri ospiti. A dopo.